Ad Alleghe, in provincia di Belluno, si è svolta la terza edizione delle Assise dell'Ospitalità, organizzata dall'Unione Regionale delle Province del Veneto con il supporto della società Dolomiti Turismo. Oggi ad Alleghe si è dato avvio alla terza Assise dell'Ospitalità delle Province del Veneto. L'Assise è l'occasione che le province hanno voluto realizzare in maniera itinerante nella nostra regione per realizzare due obiettivi. Il primo è quello di scambiare le buone pratiche e di verificare la loro attività anche reciprocamente a seconda dei luoghi e delle esperienze. L'altra è quella di elaborare delle proposte convenute che consentano di dare ancora maggiore sostanza alla rete che le province hanno saputo fare nell'ambito del turismo veneto. Nate nel 2007 per discutere di informazione e accoglienza turistica, le Assise sono diventate appuntamenti itineranti in cui responsabili ed esperti del settore turismo si riuniscono per confrontarsi su tematiche legate all'ospitalità. L'iniziativa dell'Assise del Turismo fatta dalle 7 province è la dimostrazione della capacità delle province di lavorare insieme e di fare sistema a livello regionale. Naturalmente per noi è importante come bellunese fare sistema turistico delle Dolomiti, valorizzare le Dolomiti, far sì che le Dolomiti possano effettivamente essere riconosciute come un grande patrimonio a livello internazionale e quindi diventare una grande risorsa di carattere turistico. La montagna vivrà sempre di più attorno all'economia turistica. L'Assise del turismo della regione del Veneto, organizzata dalle province, che è giunta alla terza edizione, rappresenta per noi un'occasione di confronto, un'occasione di condivisione e un'occasione anche di prospettiva, perché giustamente va fatto il punto su ciò che si è fatto, ma soprattutto bisogna mettere a punto quello che serve per andare avanti e guardare il futuro. Qui a Alleghe, come provincia del Veneto, abbiamo presentato il progetto del patto di sviluppo e metadistretto del turismo del Veneto, il più importante patto di sviluppo in economia turistica mai presentato in Veneto, sottoscritto da tutto il sistema del ricettivo, dalle categorie del mondo economico produttivo, dal sistema fieristico, dai porti, dagli aeroporti, dalle province e dall'ANCI Veneto. Tutti d'accordo nel modificare il metodo di approccio all'economia del turismo, ovviamente per valorizzarla ancora di più, per creare condizioni di sinergia attraverso un tavolo unico che possa discutere e condividere i progetti di sviluppo nell'ambito del turismo, in particolare del Veneto.